Veramente. Tra l'altro c'è anche la faccia di Carlsen sto qui. E batte Carlsen, signori, batte Carlsen. Via, via, via. Bisogna essere concentrati. Basta. Le luci vanno giù e non si scherza più. Abbiamo perso fin troppi punti a casaccio. Basta. È il momento di sognare. Via, fuori dalla teoria. Bisogna uscire perché gli avversari, quando si esce fuori dalla teoria impazziscono, veramente impazziscono. Quindi via, bisogna uscire, bisogna cambiare aria, bisogna essere diversi dalla massa. Cos'è questa teoria delle aperture? Cos'è un dolce da mangiare? Dai, su, 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 E mo? Su, 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 che sviluppa tutti i pezzi. Attenzione che vuole spingere. L'infame vuole spingere. Avrebbe tutte le ragioni per farlo. Avrebbe tutte le ragioni per farlo e mi sa anche che lo fa. Avrebbe tutte le ragioni per farlo perché la spinta in questo caso è veramente devastante. Speriamo che non ci metta. Cosa si sta inventando il nostro amico? Cosa si sta inventando? Veramente robe senza senso, senza senso. Belli questi alfieri. Soprattutto questo è diventato il mio alfiere preferito. Che dici di rimetterlo in gioco in altre parti, in altri contesti? Facciamo così. Voglio tenere il pedone qui. Voglio limitarti l'alfiere. Posso limitartelo? O è una tua caratteristica e basta? Te lo voglio limitare. Se ci metti qui una torre, mi sono già fatto questa domanda qualche mossa fa. Adesso arriverà questa. Ebbene sì, devo dire che quel... attenzione, attenzione, attenzione che perdo la torre. Perdo la torre, conviene farmi questo. Conviene, brutto da dirsi, ma mi conveniva questa. Mamma mia, brutta posizione, si sta rovesciando, ma l'importante è essere veloci. L'importante è cercare di confondere l'avversario e essere veloci. Attenzione, attenzione. Lui pensa quale pedone è meglio catturare e mentre lui pensa noi andiamo in vantaggio di tempo. Attenzione, vantaggio di tempo, un secondo di vantaggio. Lui pensa che ti ripensa. Dai, questa qui è forte. Senza sapere né leggere né scrivere. Questa sembra molto forte. Chiedi un cambio di donne così. Va bene, io cerco di confonderlo con mosse strane, senza troppo pensarci. E a questo punto traiamo le conclusioni noi. Qui mi prendo il doppio, sono costretto ad andare qua. Qua cambio di torri, ma su questa arriva alfiere qui in realtà. Arco H, se l'ha pensata bene, Se l'ha pensata bene, meno male che l'ha pensata male. C'è poco da fare, signori. Signori, un pedone di vantaggio, ma sembra che sono sotto di mille robe. Veloci, veloci, veloci. Lui deve perdere tempo. Adesso deve arrivare una torre qui sotto. C'hai due alfieri incolonnati. Ok. Arriverà a torre qui. Devo rimanere sulla prima traversa con la torre per difendere quel povero alfiere. Povero alfiere, hai perduto la compagnia. Ma che infame! Ma sei andato a scuola di infamia? Guarda qui. Che cosa non stavo vedendo? Guarda che cosa non stavo vedendo. Si sta capovolgendo la partita e io non la stavo vedendo. Adesso arriva il fiere qui. Oh, ma c'è rotto. Igna. Igna, già scada un vasciato. Adesso ti becchi questa, come minimo. Bella, bella questa. Bella questa. Qualsiasi cosa tu faccia,
Lo sai che l'ho pensata male, porco Giuda. L'ho pensata male. Che piccio, ero convinto che c'era il doppio qui così. Perché dobbiamo ridare materiale a questa gente? Perché? Perché? Io dico, era proprio necessario. A quanto pare era necessario, porca vacca. Che piccio. Che piccio, che piccio, che piccio. Che piccio, che piccio, che piccio. Che piccio, Machu Picchu. Che piccio, che piccio, che piccio, che piccio, che piccio, che piccio, che piccio. Che piccio, che piccio, cosa stai progettando tu con questo alfiere? Cosa stai progettando tu con questo alfiere? Dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Mamma mia, attenzione, attenzione, gioco di secondi, gioco di secondi. Attenzione, 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 gioco di secondi, si gioca sui secondi, qui c'è questa che non ho visto, adesso la vediamo però. Attenzione, gioco di secondi, gioco di secondi, gioco di secondi, chi va piano va sano e va lontano, chi va veloce, com'era il detto? No, va bene, ci abbiamo il tempo, il vantaggio del tempo, ragazzi, ricordate, il vantaggio del tempo vale più del vantaggio di materiale nelle blitz. Nelle blitz bisogna essere veramente sofisticati. Veramente sofisticati, veramente sofisticati, veramente, veramente, veramente! Tra l'altro c'è anche la faccia di Carlsen sto qui, e batte Carlsen, signori, batte Carlsen. Via, 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 bisogna essere concentrati e avere già la prossima mossa in mano, hai visto? Hai visto già la prossima mossa, cavallo di 7, no, ok, donna per, cavallo alfiere F5, bisogna avere già la prossima mossa in mano, eccola qui, eccola qui la prossima mossa, eccola qui, eccola. Se mi piace di pedone. Eccola qui. The next move. The next move. Ok, do ball. Ok, ci siamo, ci siamo. Posizione che mi piace. Posizione che mi piace. Fai mettere la torre 8. Bravo. Adesso mi piace sul serio. Ok. Scusa, ma se io ti catturo qui. Ora devi andare indietro col cavallo, no? Giusto? Abbiamo risolto qualcosa con questa mossa? Ovvio che no. Però è una mossa che pare essere interessante, pare, secondo gli esperti. Che mossa del Kaiser che ho fatto? Che mossa del Kaiser? Cioè ho guadagnato terreno, sono andato a perderlo in codesto modo. Bravo. Bravo. Bravo, mi sembra corretta come mossa. Devo dire che mi sembra corretta. Pre-move, sono sotto di tempo, raga, sotto di tempo. Cioè prima il vantaggio di tempo mi ha salvato e ora mi ritrovo sotto di tempo. Assurdo. Assurdo tutto questo. Non ci si può credere. Non ci si può credere. Pre-move. Pre-move. Ho detto pre-move. Ok. Pedoni, ci isoliamo i pedoni? Veramente vuoi fare una roba di questo tipo? Niente, non la vuole fare. Non la vuole fare. Attenzione, stesso minutaggio, ma io ho più cattiveria, che è importante la cattiveria. La cattiveria è quella cosa che ti fa... È quella cosa che non sembra, ma fa la differenza. Anche nelle risse da strada, no? Uno può essere un grande Krav Mago, però la cattiveria fa. La cattiveria fa. Che sto cosa stavo vedendo, non me la fa fare. Purtroppo non me la fa fare, l'infame. Con la coppia di alfieri mi sa che la vince lui, però. Con la coppia di alfieri mi sa che la vince lui. Non posso cambiare le donne. Non si può, non si può, no. Questo pedone qui lo riusciamo ad attaccare o rimarrà a vita sempre una rottura di balle? Alfiere qui.
Mm. Boh, faccio una mossa qualsiasi, sono in mancanza serie di idee. Ottimo che mi ha dato l'alfiere, sai che sono felice? Sono onestamente felice. Anzi, posso fare questa che sembra anche più carina. Sembra anche più carina. Scacco. Ok. E adesso bisogna pensarle bene tutte le mosse. Attenzione che arriva questa, difficile da parare. Questa è difficile da parare. Difficile da parare. Questa è ancora più brutta. Questa è ancora più brutta. Mi ha fregato. Mi hai fregato, amico. Questi alfieri di questo colore qui, adesso seguirà donna qui per forza. Fammela fare, io sono contento. Ok. Poco contento per il tempo, invece. Poco contento per il tempo. Che faccio? Devo andare avanti e indietro, come un babbo. Attenzione che ha sbagliato! E un errore gli costò la vita. Mamma mia. Mamma mia. Premove. Premove sulla prossima. Mamma mia. Bisogna sempre tenere botta, cercare di giocare più veloci. È vero che stavo perdendo in modo tremendo, adesso do lezioni di vita. Bisogna cercare di essere bravo. Se questa è la stessa partita di quella sei sicuro che si può fare questa mossa? C'è qualche trappolina? C'è qualche trappolina? Sì, una trappolina un po' innocua, no? Sembrava. Sì, trappolina innocua. Trappolina. Trappolina innocua. Ok, tu vuoi arroccare, perché vuoi arroccare? Vabbè, anch'io arrocco lungo, no? Se tu mi vuoi attaccare lungo la colonna G, io arrocco lungo e problemi non ce ne sono. Prossima mossa sarà arco Giuda, sai che proprio non l'ho considerata minimamente sta mossa? Non l'ho proprio visto. Attenzione, arrocco sconquassato. Attenzione, arrocco sconquassato. Molto sconquassato, non di poco. Tac. Se io faccio questa, cavallo qui, c'è il modo per uscirsene vincitori, eh? C'è, ma bisogna solo vederlo. Bisogna solo vederlo, signori. È lì che parla, questa torre parla. Alfiere. Pedone. Questa torre parla. Ah, vabbè, facciamo questa, proviamo la sporca. Se mette il cavallo qui, arriva l'alfiere qui. Così diamo un po' di noie. Proviamo la sporca. Proviamo la sporca. Proviamo la sporca. E proviamo anche questa, va? E proviamo tutte, no? Se uno ci deve provare, la deve provare bene. Allora, penso di non essere messo male, perché penso di non essere messo male, penso. Poi tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo. C'è sempre di mezzo un po' di roba, no? Mi scazza questa mossa tantissimo.
Ma se io vado qui, tipo, ti attacco la torre qua, tu che fai? Tu che fai? Per dire, no? Devi rimanere su questa colonna per mantenere l'inchiodatura, no? Va bene, io vado dove mi porta il cuore. Io vado dove mi porta il cuore e dove mi portano le inchiodature soprattutto. Se vieni qui te la mangio subito. È così che funziona, dillo subito. Dillo subito. Via, via, adesso devo scappare proprio da qui. Devo proprio scappare. Subito, proprio subitissimo. Forse anche qui sarebbe carino scappare, ma non me la sento. Sono sotto di tempo di bestia. Qui C3. Devo scappare. Questa come la vedi? Questa la vedo bene. Via, scappo, non voglio sapere niente. Non voglio sapere proprio niente. Cioè, ci sarà il matto? No, ma cosa dici? Non può esserci il matto. Posso perdere per il tempo sicuramente. Posso sicuramente perdere per il tempo. Dai, vediamo cosa si inventa. Ok, inchiodatura. Mamma mia, che recuperone di tempo. Che recuperone di tempo. Che grande recuperone. Forse con la torre dovevo andare. Forse devo andare con la torre. Sai cosa ti dico? Non ho voglia di sbattermi. Anche perché abbiamo pochi secondi. Matto alla prossima. Si va, si va, si va.